tutti gli studenti, i docenti, gli operatori che ci stanno seguendo stamattina, seconda giornata di Job Orienta. L'ufficio scolastico regionale del Veneto organizza questa tavola rotonda dal titolo Lo stato dell'arte dell'orientamento in uscita dalla scuola secondaria di secondo grado, quali opportunità. Tema, ragazzi, molto importante in questo anno anomalo, chiamiamolo così, no? Di didattica digitale integrata e di didattica a distanza, dove però le azioni di orientamento e la scelta del proprio futuro professionale è comunque un tema di particolare rilevanza per tutti voi e per i docenti che vi accompagnano. Abbiamo stamattina dei testimoni privilegiati molto interessanti, sentirete, che vi così coinvolgeranno proprio su questo tema. Prima di lasciare ovviamente loro la parola, abbiamo presente e ci onora per la sua presenza il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, la dottoressa Carmela Palumbo, che in questi giorni, vero direttore, fa una serie di presenze nei diversi tavoli del Job Orienta sia a livello nazionale che nostro regionale, e lei è particolarmente sensibile, per come la conosciamo e per la sua e per il suo curriculum, a questi temi del lavoro, dello studio e della valorizzazione di ognuno e di ognuno di voi. Per cui lascerei la parola al direttore, che so che farà un saluto argomentato e molto interessante. A lei la parola, dottoressa Palumbo. Allora, buongiorno a tutti. Forse le aspettative rispetto al mio intervento sono eccessive e io voglio soprattutto, diciamo, dare un saluto a tutti i partecipanti e soprattutto far comprendere, insomma, se ce ne fosse bisogno, che Job Orient è proprio l'occasione per riflettere sulle proprie scelte future. È un luogo dove fare queste riflessioni sia per quanto riguarda la scelta della scuola superiore, ma soprattutto in questo caso per la scelta del percorso successivo, quindi per orientarsi al segmento dell'istruzione terziaria o per orientarsi verso il mondo del lavoro. Io voglio solo accennare a un dato, o meglio a un documento importante che veramente vi consiglio soprattutto ai ragazzi di andarsi a leggere, che è il rapporto del World Economic Forum dell'ottobre 2020, quindi fatto poco fa, un mese fa, in piena pandemia, che è proprio intitolato The Future of Jobs, il report 2020. Ed è un report che, perché è importante? Perché traccia da qui al 2025 e quindi è proprio, come dire, adatto a chi adesso esce dal mondo dell'istruzione, del percorso secondario e magari si approccia ad un percorso universitario, perché il 2025 sarà proprio probabilmente l'anno di uscita da questo percorso terziario che verrà da molti intrapreso. In questo rapporto si guarda sostanzialmente a quella che è la mappa dei posti di lavoro, diciamo, che dei nuovi lavori che si potranno da qui al 2025 o creare o maggiormente potenziare, quindi richiedere più forza lavoro, e di quelli invece che sono, potremmo dire, in decremento come domanda rispetto al mercato del lavoro. È molto interessante, c'è anche un rapporto di sintesi, quindi credo che leggerlo, darci un'occhiata, sia veramente illuminante per orientarsi. E c'è in questo rapporto anche un outlook importante sulle competenze del futuro, cioè le competenze che comunque sono richieste già adesso, ma che ancora di più saranno cruciali, l'arco temporale è sempre il 2025, ai lavoratori, sia quelli che entrano nel mondo del lavoro, sia quelli che dovranno riqualificarsi rispetto a queste competenze chiave. Quello che è certo è che sostanzialmente si afferma che 9 lavori su 10
richiederanno come minimo una maggiore apporto, una maggiore competenza di tipo informatico o soprattutto digitale. Quindi anche i lavori tradizionali che diciamo rimarranno sul mercato, possiamo dire, richiederanno una forte o riqualificazione o qualificazione dei lavoratori sotto il profilo delle competenze digitali. Quindi è molto importante come dire, fare le scelte anche guardando a questi diciamo, dati previsionali. È certo che il Covid ha costituito un forte acceleratore verso proprio la digitalizzazione di molti processi lavorativi. Ce ne accorgiamo anche nel mondo della scuola. Pensate agli insegnanti che salto hanno dovuto in tempi brevissimi effettuare da questo punto di vista, e quindi quanto abbiano compreso l'importanza di aggiornare le proprie competenze non solo sul fronte disciplinare ma anche sul fronte dell'integrazione dell'uso delle tecnologie nel proprio lavoro. E ecco, sicuramente questa epidemia, oltre a tante altre cose negative, però ci porterà ad un'accelerazione di questi processi che riguardano l'automazione, la digitalizzazione e l'impiego sempre più ampio e vasto in tutti i settori produttivi, dei servizi e del commercio dell'intelligenza artificiale. Quindi anche chi si orienta verso professioni più tradizionali lo dovrà fare con un occhio vigile, importante all'aggiornamento di tipo tecnologico, anche nel proprio campo, nel proprio settore. Io ricordo anche un altro dato che è di Eurostat, che sapete sono i servizi di statistica dell'Unione Europea, che rispetto al numero di laureati del nostro paese nel 2018, nel nostro paese nel 2018 si sono laureati quasi 400.000 ragazzi, studenti. Fate conto che in Germania è un paese con più abitanti e comunque nello stesso anno si sono laureati in Germania 564.000 studenti. Bene, dei nostri sui 400.000 laureati, sapete quanti sono quelli che si sono laureati nel campo dell'information communication technology? 5.100, l'1,3% contro un numero diciamo dei ragazzi tedeschi di 27.500, cioè il 4,9% del totale dei laureati in Germania. Per quanto riguarda invece engineering, manufacturing e construction, quindi un po' tutte le professioni diciamo di tipo tecnico, in Italia 61.400 ragazzi, il 15,4%, in Germania 120.000. Il 21,4%. Ecco, perché ho letto questi dati? Perché se questo elemento, quindi di un scarso numero di laureati nel nostro paese in questi settori, ma guardate anche nel campo dell'education noi abbiamo pochi laureati e una fortissima richiesta nei prossimi anni. Il Veneto è, direi da questo punto di vista, una regione emblematica, quindi non è che io voglio qui solo promuovere certe professioni, però conoscere i dati come dire, dei laureati che sono sul mercato del lavoro, diciamo così, in questo momento e guardare a quelle che sono le professioni che saranno richieste, le competenze che saranno richieste nei prossimi anni, credo che sia molto utile. Questo ovviamente diciamo è la parte razionale del ragionamento che va fatta sull'orientamento. Poi è chiaro che l'aspetto della passione, dei talenti e della motivazione è chiaramente un altro lato della questione che è assolutamente importante da tener conto. Grazie Laura. Bene, grazie direttore. Nella chat già ci hanno chiesto quale sarebbe il documento da leggere che dice la dottoressa Palumbo. Questa è la domanda. Allora, cosa possiamo fare? E allora guardate, è semplicissimo, si trova in internet facilmente
e comunque si chiama The Future of Jobs, rapporto 2020 del forum del World Economic Forum. Se lo digitate con motore di ricerca qualunque lo trovate sia il rapporto integrale, il rapporto di sintesi, quelli che sono i punti salienti, e ci sono anche delle infografiche che ci fanno vedere quali sono le competenze diciamo più richieste nel campo del problem solving, nel campo delle competenze tecnologiche, nel lavoro di squadra, saper lavorare assieme, sia quelle che sono le competenze più valorizzate e più richieste, sia quali sono, come dire, i settori lavorativi emergenti, quindi quelli che nel 2025 saranno più richiesti. Benissimo, eventualmente possiamo anche valutare se inserirlo sul nostro sito USR nella parte, no, volendo possiamo fare Assolutamente un sì. link, giusto? Per quei Sì, sì, docenti è che un ci documento ascoltano. recente di ottobre, quindi senz'altro. Ok, benissimo, grazie, grazie direttore per questo saluto argomentato che al di là che lei diceva delle aspettative è stato invece molto interessante proprio per vedere l'orientamento del mondo del lavoro e dello studio nel futuro. E proprio su questo, su questa apertura di tema abbiamo qui presente come prima testimonial la dottoressa Erika Fasan che rappresenta l'Università di Padova, è proprio il settore dell'orientamento perché lei si occupa di orientamento e tutorato ufficio servizi agli studenti che ha il compito di trattare in sintesi i percorsi universitari, cioè il contenuto è come orientarsi oggi nell'offerta formativa degli Atenei. Lei rappresenta l'Università di Padova, però abbiamo concordato che in questo discorso ragazzi e studenti vi avvicina un po' al mondo delle università. Lei la parola, dottoressa Fasan. Sì, buongiorno a tutti. Apro subito la presentazione, poi parto. Sono solo dei numeri di riferimento. Ah, scusate, li vedete? Ok, Ok. sono solo numeri che tengo di sfondo, ma in realtà insomma il nostro discorso appunto è un po' più generale come concordato. Innanzitutto porto i saluti della direttrice, della responsabile dell'ufficio servizi agli studenti e settore orientamento e tutorato con i quali abbiamo condiviso queste poche parole. Allora il nostro intervento riprende in realtà quanto appena affermato dalla dirigente Palumbo, perché come si fa orientamento, come ci si orienta all'università in questo periodo, bisogna tenere conto, al di là poi dell'offerta degli Atenei, del quadro in cui ci andiamo ad inserire. E il quadro in cui ci inseriamo è un quadro in rapida evoluzione. La dirigente prima ha citato il World Economic Forum, noi spesso lo citiamo nei nostri interventi, è un numero di qualche anno fa, ma è sempre molto efficace. Gli studenti, i bambini che vanno alle scuole elementari oggi, il 65% dei bambini che va a scuola oggi farà un lavoro che ancora non esiste, e questo ci lascia capire quali sono le sfide per l'orientamento in questo momento. Quindi di pensare anche a un futuro che è tutto da scrivere in un certo senso. Non solo questo, non solo un quadro in rapida evoluzione, ma anche il fatto che le stesse traiettorie lavorative, magari di professioni che già esistono, sono molto più rapide rispetto alle professioni dei nostri genitori o delle generazioni precedenti. Non sono più carriere lineari, iniziano e finiscono, ma sono delle traiettorie appunto multiple che hanno spesso delle durate inferiori, e questo è un dato di cui tenere conto quando si formano i ragazzi in materia di orientamento. Non solo un'offerta formativa o lavorativa che è ancora in divenire, ma quali sono le competenze che servono per gestire questi contesti di movimento, di incertezza anche talvolta. Poi un altro appunto di cui tiene conto l'orientamento, anche la letteratura in materia di orientamento in questo momento, è l'esistenza di profonde disparità, tanto nell'accesso all'istruzione, pensiamo a zone più o meno felici del nostro paese o del mondo, ma anche nell'accesso stesso ai corsi di laurea. Prima il dirigente parlava dell'accesso alle STEM, ad esempio. La disparità di genere, soprattutto nell'accesso alle STEM, è un dato di cui tenere in considerazione, in cui gli Atenei stanno intervenendo. Domani presenteremo l'offerta in termini di PCTO, c'è un bellissimo progetto che coinvolge moltissimi Atenei in collaborazione con la Fondazione IBM, che si chiama Progetto Nerd. Non è roba per donne, proprio per avvicinare le studentesse al mondo delle STEM, far capire quanto è importante anche il contributo femminile e quanto questi corsi possano essere validi e sfidanti per le studentesse. Quindi diciamo che
che l'orientamento, in questo momento, l'orientamento a 360 gradi, ma anche l'orientamento universitario, si colloca in un ideale continuum tra condizioni, appunto, dicevamo, di disparità e un ideale di giustizia sociale, in un certo senso, perché l'orientamento ha il compito di accompagnare gli studenti o a prendere coscienza di eventuali situazioni di disagio o di disparità in cui si trovano e informarli delle loro possibilità, dei loro diritti per uscire da questa situazione, oppure a progettare carriere in termini più ampi, più sfidanti. Pensiamo agli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU. Gli stessi corsi universitari vengono riformulati in questo periodo pensando a come rispondere agli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030 e quindi come ciascuno, corsi universitari, ma anche ciascuna persona possa fare un piccolo segmento proprio in vista di questi obiettivi e dell'idea, come diceva il presidente dell'ONU, il segretario dell'ONU, che il pianeta è la casa di tutti. Ecco. Quindi cosa fa l'università? Cosa fanno le università? Sviluppano processi di empowerment nella direzione di cui parlava il dirigente prima, quindi percorsi che insistono su costrutti come l'autoefficacia, la resilienza, l'ottimismo, lo spirito critico, le competenze trasversali, cioè tutto quello che serve a uno studente per affrontare in maniera consapevole gli scenari complessi di cui parlavamo e anche fronteggiare eventuali situazioni di incertezza e di precarietà in cui uno studente potrebbe trovarsi a vivere, e alcune delle attività, se poi ci sarà qualche minuto alla fine, che noi facciamo vanno proprio in questa direzione. E poi un'altra cosa importantissima in cui so che le scuole stanno lavorando molto, ma anche noi lavoriamo molto, è l'importanza dell'informazione nella scelta di un percorso scolastico, di un percorso universitario, degli sbocchi lavorativi. Appunto, c'è una mole di dati tra cui uno studente si deve destreggiare, che non sempre sono di facile gestione. Quindi percorsi che invitino alla valutazione dell'accuratezza dei dati e all'autorevolezza delle fonti, come ci ha citato appunto il dirigente prima, ma noi richiamiamo sempre l'importanza dei siti degli Atenei, il sito di Universitali, quindi tutto quello che contribuisce a dare informazione attendibile, perché purtroppo non tutta l'informazione che i ragazzi acquisiscono in rete è un'informazione di tipo di qualità attendibile e accurata. Faccio l'esempio, tengo l'Università di Padova, ma in realtà solo come numeri di riferimento per dire che cosa trovano gli studenti all'università. Padova non possiamo presentare ovviamente l'offerta formativa perché comunque i numeri non ce lo consentono, ma ha 186 corsi di studio divisi in 8 scuole di Ateneo. Per gli studenti che ci ascoltano, le scuole hanno preso un po' il posto delle vecchie facoltà e coprono più o meno tutte le aree del sapere, quindi dall'agraria alle scienze umane, passando per la medicina e l'ingegneria. Ma in realtà che cosa trova uno studente all'università, che sia quella di Padova o che sia qualunque altra università? Trova dei corsi che garantiscono degli specifici obiettivi formativi e dei plausibili sbocchi occupazionali. Perché? Perché i corsi non nascono dal nulla, mi verrebbe da dire. I corsi universitari hanno a monte la valutazione delle potenzialità di sviluppo del settore specifico che riprendono, che sia quello umanistico, che sia quello scientifico, tecnologico, sanitario, ma c'è anche una consultazione delle parti sociali, delle organizzazioni di rappresentanza professionale internazionali, nazionali e internazionali, per quanto riguarda appunto la definizione degli sbocchi occupazionali e delle caratteristiche, delle competenze che sono associate a ciascuna figura professionale. Le università hanno un documento che è la scheda sua in cui tutti gli studenti possono trovare queste informazioni. Sono documenti un po' tecnici, quindi le università si stanno muovendo per rendere più familiare il linguaggio con schede un po' più descrittive. Comunque, ecco, diciamo che questi obiettivi formativi e gli sbocchi occupazionali non sono delle promesse vaghe, ma tendenzialmente allora sono stati stabiliti consultando sia appunto gli esperti del settore, ma anche le parti sociali in vista degli sbocchi occupazionali. I corsi di laurea per gli studenti che magari si stanno avvicinando adesso si dividono in 3 tipi: sono i corsi di laurea triennale, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico. I corsi di laurea triennale, che sono quelli a cui tradizionalmente uno studente si iscrive subito dopo l'esame di Stato, danno una formazione tendenzialmente più generale che poi uno studente può acquisire durante la laurea magistrale. In realtà anche qui sono opportuni dei distingui, perché ci sono dei corsi di laurea come le professioni sanitarie che sono abilitanti ad una professione già al termine della laurea triennale e quindi danno già delle competenze spendibili immediatamente nel mondo del lavoro. Lo stesso mi verrebbe da pensare per alcuni corsi di ingegneria
o di altre discipline comunque scientifiche o tecniche, che hanno al loro interno 2 curricula tendenzialmente. Uno studente può scegliere in ingresso un percorso formativo che lo prepara per un successivo approfondimento alla laurea magistrale, ma può scegliere anche un curriculum che solitamente viene definito professionalizzante o applicativo, che dà già nella laurea triennale o comunque nella laurea del primo ciclo delle competenze pratiche operative da spendere per un immediato inserimento nel mondo del lavoro. E poi abbiamo un piccolo nucleo di lauree che si sottraggono alla scansione del 3+2, che sono le lauree magistrali del ciclo unico, che hanno l'obiettivo di assicurare una formazione di livello avanzato per l'esercizio di professioni che vengono regolamentate a livello di legge. Pensiamo a quelle per medicina e chirurgia, per odontoiatria, per farmacia, giurisprudenza, ingegneria edile e architettura, per le quali appunto la logica del formazione generale alla triennale e formazione di approfondimento alla magistrale sarebbe poco produttiva, e sono già pensate in un percorso di 5 anni, proprio in cui viene sviluppato sia l'aspetto didattico che l'aspetto di tirocinio o comunque di esperienza sul campo, in un percorso necessariamente più lungo proprio in vista della professione che verrà svolta. Per dirvi come... Scusate, provo ad aprire la presentazione per collegarmi alla nostra pagina delle attività, ma solo per rispondere un po' a come possono essere le attività di orientamento in questo periodo. L'Università di Padova, ma anche conosciamo i colleghi degli altri atenei, insomma, le università tendenzialmente mettono a disposizione degli studenti degli strumenti che lo supportino non solo nel momento della scelta, quindi non solo nell'ultimo anno di scuola superiore, ma in un periodo di transizione più lungo, ed è per questo appunto che ci sono percorsi, come dicevamo prima, che insistono non solo sull'aspetto informativo, ma ad esempio sull'empowerment dello studente, sul rafforzare competenze spendibili nel mondo del lavoro, o comunque che lo possono fortificare come persona in direzione di una maggiore consapevolezza e di una maggiore conoscenza di sé. Le presentiamo, ne presento alcune, abbiamo pensato di presentare... 2 minuti, sì, ho finito. Tenendo come riferimento la nota trasmessa quest'estate dalla ministra Azzolina e dal ministro Manfredi, attività di orientamento alla formazione post-secondaria. In questo documento le attività venivano divise in orientamento informativo, allora ritorna l'importanza appunto di trasmettere agli studenti le caratteristiche dei vari corsi di laurea, i prerequisiti, gli obiettivi formativi, i test, i percorsi di ingresso e le possibili opportunità informative. Allora, ad esempio, qui possiamo vedere il sito di Ateneo come il sito di Universitali, ma molte iniziative come ad esempio la nostra presenza qui alla fiera di settore, o altre iniziative che i ragazzi possono trovare sulla comprensione dei test d'ingresso piuttosto che sull'offerta formativa. Un intervento formativo, orientamento formativo è quello che viene assegnato ai docenti universitari in collaborazione con i docenti della scuola superiore, proprio per portare degli esempi concreti in aula agli studenti. Noi abbiamo un percorso che si chiama Unipadova Incontra, in cui i docenti universitari vanno nelle scuole, in questo periodo in maniera telematica, ma a fare lezioni e seminari tematici. E infine all'orientamento cosiddetto vocazionale, quindi motivazionale, autovalutativo, tutte le attività in cui gli studenti possono mettere a prova le loro motivazioni, vocazioni e abilità in vista di diversi corsi di laurea, o anche più semplicemente per provare a delineare un loro progetto professionale, un loro progetto di vita, e quindi percorsi, appunto i seminari di cui parlavamo prima, di empowerment e di riflessione sulle competenze a vario titolo richieste o dal mondo del lavoro o comunque dal futuro che li attende. Bene. Erika, grazie infinite, Grazie anche a voi. perché ti abbiamo fatto fare un po' una maratona, però sei stata molto chiara, e oltre alla tua penultima slide mettiamo in chat a tutti gli studenti e ai docenti la tua mail, cioè la mail che il servizio di orientamento dell'università mette a disposizione a tutti voi studenti e docenti se volete scrivere o avere informazioni aggiuntive, così pure a seguire tutti i relatori che
interverranno ci hanno dato a disposizione una loro mail della loro organizzazione per fare altrettanto, perché sappiamo che avendo un'ora di tempo altrimenti rispondere a tutte le domande diventava impossibile. Grazie ancora a Erika Pasan per l'apporto sia di tipo informativo che anche formativo in piccolo che ci ha voluto dare sulla scelta universitaria. La seconda voce di stamattina è invece la dottoressa Conforto, vi compare come Università di Verona per un problema di difficoltà di accesso, però è in realtà la direttrice del COSP di Verona. Il COSP è un comitato per l'orientamento scolastico e professionale molto interessante a Verona perché coniuga una serie di attori, dalle parti datoriali alle organizzazioni sindacali, agli enti e alle istituzioni. Elisa Conforto offre insieme alle sue orientatrici e orientatori vari servizi. Adesso ci tratterrà nello specifico, come vedete sta condividendo del materiale, sui percorsi post diploma collegati agli ITS, cioè voi sapete, parliamo qui ai docenti ma anche a voi studenti, che oltre al percorso dell'università dopo il diploma è possibile anche svolgere dei percorsi post diploma che si chiamano appunto ITS, sui quali vi tratterrà brevemente Lisa Conforto con l'obiettivo di incuriosire gli studenti, i docenti e di andare ad approfondire questa offerta formativa. La parola a Lisa Conforto. Grazie, grazie Laura. Sì, mi spiace questo, come dire, nome. In realtà, appunto, ho, come dire, l'onore e l'onere di rappresentare gli ITS stamattina in questa tavola rotonda, per cui appunto vi parlerò di questo. Ringrazio intanto dell'invito chiaramente fatto e seguo un po' il flusso lanciato prima rispetto a quella che appunto quello che è appunto il tema degli ITS. Gli ITS Academy sono dei percorsi biennali post diploma che permettono di cogliere, diciamo così, l'opportunità di orientarsi verso un percorso più di tipo tecnico. Questo non significa immediatamente indirizzato al lavoro, ma fortemente connesso con quello che è il territorio. Vi alcuni dati di analisi dell'ultimo biennio promosso, diciamo così, dove troviamo che la maggiore affluenza degli iscritti a questi percorsi sono tendenzialmente più i ragazzi delle ragazze. L'età media, quella che risulta essere tra l'altro più interessante, è quella che va dai 20 ai 24 anni, e poi spieghiamo il motivo, rispetto comunque ad un'immediata scelta, diciamo così, che avviene immediatamente dopo il diploma. Alcuni vanno oltre i 30 anni o comunque tra i 25 e i 29 proprio perché talvolta sentono la necessità di ricollocarsi, riformarsi con delle competenze più tecniche, più specialistiche, diciamo così, e lo fanno proprio grazie attraverso questi percorsi. Chi si iscrive generalmente ad un percorso ITS sono tendenzialmente ragazzi che hanno acquisito un diploma tecnico, quindi arrivano già da un'esperienza formativa in cui hanno potuto conoscere delle materie tecniche, diciamo così, di specializzazione o comunque specializzanti. Alcuni di loro hanno un diploma liceale, meno un diploma professionale. Alcuni per esempio scelgono di intraprendere un percorso ITS dopo aver acquisito per esempio anche un percorso triennale di laurea, o possono avere in minima parte anche un altro diploma. Mi soffermo un attimo su questi dati per dirvi che cosa è interessante vedere attraverso questi dati. Tornando sull'età, l'idea molto spesso è che questi ragazzi collocati indicativamente tra i 18 e i 24 anni possano appunto scegliere questo percorso, si diceva prima, immediatamente dopo il percorso di studi di istruzione superiore,
ma molto spesso è una scelta che per esempio avviene dopo aver iniziato un percorso che può essere un percorso di studi di laurea o dopo essersi presi, diciamo così, un periodo di tempo e quindi non si sono ricollocati immediatamente dopo il diploma, e quindi diventa per loro un momento molto orientativo, cioè un momento in cui attraverso proprio un percorso di studi di questo tipo riescono ad intravedere delle aree professionali o riescono ad intravedere delle mansioni, dei profili professionali grazie ai quali riescono poi anche a definire una propria professionalità maturata prima, magari durante il percorso di studi, e successivamente migliorata, enfatizzata, specializzata proprio attraverso un percorso ITS. Perché dico questo? Perché l'intento, quando si era deciso, no, di parlare degli ITS in questa tavola, non era tanto quello di promuoverne uno rispetto all'altro, ma poi vedremo che cosa presenta per esempio tutta la conformazione degli ITS in Veneto, ma è proprio quella di evidenziare quali sono gli studenti che si avvicinano a questi percorsi di studi. Quindi sono ragazzi che hanno già magari un pregresso tecnico, ma non necessario in questo senso, ma che vogliono definire in modo concreto quello che può essere il loro progetto professionale di vita, iniziando appunto attraverso questa specializzazione biennale. Andando avanti, vi faccio vedere altre caratteristiche interessanti degli ITS Academy. Le competenze che vengono sviluppate sono in parte dedicate e svolte in aula, quindi attraverso una didattica molto specialistica, in questo senso molto tecnica, ma una grande parte delle attività viene svolta anche in azienda. Mi soffermo su questo per dirvi la centralità quindi degli ITS, ovvero questa sinergia, questa stretta forte tra quello che è una didattica specializzata tecnica, finalizzata poi a quella che può essere l'entrata in azienda. L'azienda, nello stesso modo, permette di integrare il percorso didattico attraverso proprio delle esperienze di stage che non durano qualche settimana o qualche ora, ma il percorso ITS all'interno, nel corso dei 2 anni, si bilancia indicativamente quasi ad un 50% di didattica, un 50% di formazione, diciamo così, in stage. Quando va male è un 40-60, d'accordo? Per cui l'idea è che ci sia e sia necessaria proprio questa forte stretta tra quella che è la parte di didattica e quella che è la parte poi esperienziale all'interno delle imprese. A tal proposito, anche il corpo docenti non è assolutamente scontato il fatto che, per esempio, una grande parte di chi insegna all'interno degli ITS provenga proprio dal mercato del lavoro. Quindi la scelta stessa, per esempio, delle risorse didattiche, diciamo così, delle risorse umane, degli insegnanti, dei formatori che partecipano a quella che è la costruzione del curriculum didattico dell'ITS, fa parte proprio del mercato del lavoro, quindi porta non solo una conoscenza, un know-how, ma tutta un'esperienza data proprio da dei case history aziendali, per esempio, o da tutto un percorso per lo stesso formatore, per lo stesso docente fatto in azienda. Un altro tema fondamentale, come dire, e di forte connessione, di forte valore per gli ITS è una connessione strategica, così definita, con il territorio. Che cosa significa questo? Significa che gli ITS costruiti e organizzati, programmati, progettati su determinati territori hanno senso proprio in quel territorio. Che cosa significa quindi? Che ad esempio possono proprio aver senso alcuni percorsi ITS proposti in un dato territorio rispetto ad un altro, proprio perché quel territorio possa valorizzare prima di tutto un percorso tecnico
sul territorio stesso, quindi che vada a valorizzare le caratteristiche, e grazie all'ITS c'è anche una crescita da parte del territorio stesso rispetto a quello che è il percorso formativo. Per portare un esempio, ha molto senso, ad esempio, che adesso senza fare nomi e cognomi o citarne alcuni, però che alcuni ITS siano in Veneto per alcune caratteristiche, quindi dedicandosi caratteristiche dedicate per esempio al turismo, alla meccanica, alla meccatronica, alle energie rinnovabili per esempio, a tutto quello che può essere il Made in Italy, le tecnologie e così via, e ha senso che siano su un territorio come quello che appunto conosciamo, e altri con altri argomenti, con altri temi, siano presenti in altri territori, in altre regioni, proprio perché sono caratteristica di quel territorio, di quel sistema produttivo e delle caratteristiche economiche di quel determinato territorio. Quindi, Lisa, hai un minuto, eh? sì, la strategia è proprio quella di continuare, no, ad avere questa forte sinergia tra percorsi ITS e appunto territorio stesso. Garantiscono quello che è un livello EQF 5 a livello europeo, quindi si collocano e garantiscono chiaramente un percorso che si conclude con un esame e un titolo appunto di diploma pari a un livello EQF 5, vado di corsa sull'ultima, per darvi alcuni dati, ovvero che in Veneto, per esempio, l'occupabilità a conclusione di questi percorsi garantiscono l'86% di occupati coerenti con il loro percorso di studi a 12 mesi. Vi assicuro che sono percorsi molto monitorati da questo punto di vista, quindi il dato è assolutamente reale. Rispetto per esempio ad una media nazionale comunque buona che porta appunto all'82% degli occupati. C'è un bassissimo tasso di abbandono, che non è dato tra l'altro dal fatto che non interessi il percorso in un certo senso, ma garantendo questa forte sinergia con le aziende, molto spesso accade che i ragazzi abbandonino prima perché hanno già un'occupazione o una proposta di lavoro appunto da parte delle imprese. Vi lascio dei riferimenti dove potete trovare delle informazioni molto più esaustive di quelle che io vi ho detto, insomma, soltanto per darvi qualche stimolo, insomma, di riflessione. Chiaramente il sito dell'istruzioneveneto.gov, Click Lavoro Veneto, l'ITS Academy Veneto e il sistema ITS a livello nazionale. Mi fermo, Laura, credo di aver Sì, detto grazie perché hai sforato qualcosa, ma ormai era Ok. importante. Aggiungo solo che anche la dottoressa Conforto vi lascia una mail del COSP, Certo. se qualcuno volesse prendere contatti con voi, non solo con te, per saperne di più. Sappiate che sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto c'è proprio un settore dedicato agli ITS, parlo agli studenti e ai docenti soprattutto, e lancio che noi domani dalle 12 alle 13:30 io e Elisa teniamo uno slot, un webinar dedicato ai docenti proprio su questo tema, non dell'ITS ma dell'orientamento post diploma e del realmente conoscersi per scegliere. Chi di voi, parlo ai docenti, volesse saperne di più, avere delle idee più approfondite, ci venite a sentire domani perché abbiamo una seconda puntata di approfondimento io e Elisa. Detto ciò, grazie e passiamo adesso al mondo del lavoro, diciamo così, delle professioni. Abbiamo la fortuna di avere tra noi il dottor Mario Pozza, che è presidente di Unioncamere, e quindi una istituzione molto importante per voi ragazzi e per noi adulti, perché Unioncamere svolge una serie di servizi proprio dedicati a dare appunto informazioni aggiornate sull'evoluzione del mondo del lavoro, e anche il dottor Pozza ci intrattiene 10 minuti sul tema: quali sono le azioni di supporto che voi svolgete verso le scuole e gli studenti per orientarli alle professioni. A lei la parola, dottor Pozza.
Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio in modo particolare per l'invito di oggi perché certamente il mondo dei mestieri, il mondo dell'impresa ha bisogno di essere in relazione continua con il mondo delle scuole, a tutti i livelli e tutti i gradi. Ma direi che c'è un'azione di sistema a livello nazionale condivisa con le Camere territoriali, in questo caso con Unione Camere Veneto e con le Camere locali. Ci sono 3 punti principalmente che vi evidenzio. Il primo è un programma di iniziative, come dicevo, che serve a sviluppare le relazioni, ma soprattutto ad approfondire anche le conoscenze. Una parte di questo lavoro è quello dedicato agli docenti, e quindi c'è un progetto dove c'è un percorso formativo che gli insegnanti, questo percorso è un percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento, gli insegnanti partecipano condividendo con le aziende dove gli studenti fanno gli stage per apprendere meglio qual è il percorso formativo durante il periodo dello stage e quindi dare delle valutazioni più mirate. Invece andando nello specifico per gli studenti noi abbiamo 2 progetti. Uno è il Virtual Day, Virtual Job Day e l'altro è il Forma Show. Il Virtual Day è una serie di eventi ovviamente web, perché adesso così dobbiamo fare, dove gli studenti entrano in contatto ovviamente da remoto con le aziende dei settori produttivi nelle quali sono dotate di tecnologie digitali e l'incontro avviene tramite l'Università di Padova, che ne facilita la comprensione. I settori interessati riguardano quindi l'industria innovativa, la sostenibilità, l'agroalimentare, la moda, il turismo, il sociale. L'edizione attualmente vede una partecipazione di circa 8.000 studenti che hanno preso parte a questi Virtual Job Day. L'altro è il Forma Show, ovvero delle brevi rappresentazioni teatrali, sempre online, con tecniche di coinvolgimento degli spettatori, che sono in questo caso gli studenti, per la ricerca attiva del lavoro e la scelta dei percorsi universitari lavorativi a termine dell'interscolastico. Inoltre, per le scuole sempre del Veneto, il sistema camerale sta mettendo appunto una piattaforma per l'adempimento quanto previsto sulle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro a rischio basso, quindi fornendo agli studenti che si apprestano a svolgere il CTO le nozioni di base. L'altro punto, il secondo punto della nostra attività, è la promozione dell'imprenditoria, con una rete operativa ovviamente sul territorio che si chiama il servizio Nuova Impresa. Questo servizio svolge un'attività informativa, promozionale, di orientamento, affiancato alle start-up con anche delle erogazioni di contributi tramite voucher a supporto proprio della proprietà intellettuale sulle tecnologie innovative e l'incubazione di impresa, che sono fondi ricavati da progetti europei. Infine, la terza attività è l'orientamento e la tenuta del sistema informativo Excelsior, ossia il portale che consente di conoscere le previsioni mensili e trimestrali della domanda di lavoro da parte delle imprese del settore di attività. Direi che di Excelsior credo i giovani ne abbiano sentito parlare molto perché proprio è un'attività a livello nazionale. Vi do alcuni dati. Solo nel mese di novembre, ad esempio, in Veneto sono previsti 24.260 opportunità di lavoro, di circa 9.000 rivolte a operai specializzati e conduttori di impianti, 6.500 per le professioni commerciali e dei servizi, 4.000 sono per dirigenti, specialisti e tecnici. L'analisi dei dati fornisce anche altre informazioni, ad esempio quale tipo di contratto di lavoro, il livello di istruzione, il trend che oggi è in diminuzione per tutti i settori e la fascia di età delle figure ricercate. I dati Excelsior servono anche a capire quali siano le figure professionali che sono difficili da reperire in tantissimi settori e quindi questi dati servono poi per sviluppare le politiche attive del lavoro su come muoversi, insomma. Quindi le tecnologie digitali stanno trasformando il lavoro e i dati Excelsior, si coglie quindi l'importanza del livello di istruzione, dell'aggiornamento continuo nel corso dell'attività lavorativa. Comunque domani c'è un focus proprio su questo con la dottoressa Previsionato e la CISLA. Infine, per chiudere, l'attività che il sistema camerale è proprio quello di orientamento al lavoro e alle professioni. Noi in questo momento stiamo vivendo un momento difficile per l'economia e per l'imprenditoria. Abbiamo un calo di iscrizioni di
di attività imprenditoriali, dalle libere professioni anche ai lavori manuali, ai lavori artigianali, ai lavori industriali. E questa attenzione cioè questa attività ci preoccupa molto di questo calo di iscrizioni, perché un paese manifatturiero come l'Italia, dove è la seconda, tra virgolette, potenza manifatturiera dopo la Germania, è un campanello d'allarme molto importante. Cosa bisogna fare? Bisogna promuovere di più l'orientamento partendo dalle scuole professionali, gli istituti tecnici, all'ITS e alle lauree, perché c'è molta carenza di professionalità e di competenze. L'ha detto prima la dottoressa Palumbo, noi siamo il fanalino di coda a pensare di avere solo l'1,5 rispetto al 4,9 che ha la Germania di laureati, soprattutto quelli rivolti al mondo dell'impresa, quindi facoltà di ingegneria, facoltà che sono molto appetibili. Noi abbiamo tantissime aziende che hanno richiesta di queste competenze e purtroppo non si riesce a averne. E abbiamo una moria molto alta, abbiamo un 25% di moria di studenti, e questo è uno dei livelli più alti che abbiamo in Europa. Quindi, andando a chiudere il mio intervento, il sistema camerale, quindi il mondo dell'economia, è sicuramente a fianco del mondo della scuola. Invito i giovani a tenere sempre controllato i siti camerali, perché lì trovano tante informazioni. Abbiamo anche tanti stage che vengono anche pagati, quindi e non stage così che non danno anche una remunerazione. E soprattutto è anche bello assaporare il profumo di impresa. La voglia di impresa nasce se si frequenta l'impresa in maniera sana, in maniera corretta, e credo che il sistema camerale con il mondo della scuola possa essere proprio una cerniera di collegamento per quello che un giovane può aspettarsi da un'istituzione come la Camera di Commercio, che ricordo, la Camera di Commercio sono un'istituzione pubblica però amministrate da imprenditori che dedicano del loro tempo a questo ente per la promozione dell'economia, proprio deputato dallo Stato italiano, dal governo. Da un ulteriore dato, le Camere di Commercio in Italia hanno anche, la Camera di Treviso a Belluno, che io ne sono presidente, ha 210 anni di storia. Abbiamo Camere che hanno 250 anni di storia. Bene, io vi ringrazio e auguro a tutti un buon lavoro, e soprattutto agli studenti. Grazie ancora. Bene, dottor Pozza, grazie mille, perché abbiamo scoperto una marea di servizi di fatto che fornite e di solito appunto Union Camere è conosciuta molto per Excelsior, però abbiamo sentito invece moltissime altre iniziative. Anche nel suo caso la ringrazio perché abbiamo un suo contatto mail che poi è rivolto appunto alle Camere per sia studenti che docenti che ci stanno ascoltando e che magari potrebbero approfondire i servizi che fornite. Quindi molte grazie. Poi nel programma di Job comparite, come diceva lei, in altri eventi, per cui sarà possibile per chi è interessato venirvi a ricercare per approfondimenti. Ecco, grazie. E, passo la parola, perché siamo già addirittura di quasi conclusione, a Lara Bisin, che è invece referente di Confindustria Vicenza, e Lara quindi rappresenta il mondo datoriale, perché Confindustria, come sapete, è un'associazione di imprenditori, e a lei abbiamo chiesto di parlarci proprio sulle necessità del mondo del lavoro, no? In evoluzione, visto che lei rappresenta gli imprenditori ed è sul campo diretto. Quindi quali sono le competenze, quali sono gli elementi che oggi fanno sì che un imprenditore scelga una persona formata nelle proprie attività, e quindi che suggerimenti fornire. A lei la parola, anche lei ha 10 minuti, siamo alle 9:54, terminiamo con 10 minuti di sforamento, perché abbiamo anche iniziato un po' dopo, quindi vi chiediamo di stare ancora tutti ad ascoltarci, perché Lara ha anche un piccolo video poi finale da mostrarci. A lei la parola. Grazie Laura, buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi, nostri docenti. Vi ringrazio per questo invito e per questa opportunità che ci date di rappresentare appunto il mondo dell'impresa e appunto esprimere quelle che sono le necessità che appunto dalle aziende ricerchiamo.
tutti i colleghi che mi hanno anticipata, che hanno già parlato di tutto quello che sono le richieste e le necessità dell'orientamento, varie delle competenze, delle figure tecniche anche che vengono ricercate. Potrei un po' riassumere in questo senso. Quali sono le competenze che a livello azienda si ricercano? Mi abbiamo accennato poco fa, competenze tecniche, digitali, informatiche, linguistiche, 4.0. Il mondo è veramente in grande evoluzione e sta andando da questa parte. Anche questa attuale pandemia che stiamo vivendo ci ha dimostrato quanto sia importante davvero allinearsi e essere in grado di utilizzare le nuove tecnologie. E sono emerse anche in particolar modo le necessità di avere delle competenze di tipo sostenibili, competenze green e dedicate all'economia circolare. La dottoressa Fasan all'inizio nel suo intervento parlava di un 65% dei bambini che attualmente frequentano le scuole primarie faranno un lavoro domani che attualmente ancora non esiste. Ed è vero, lo stiamo vivendo anche adesso. Lavori che in questo momento stanno trovando maggiore emersione e necessità sono lavori che neanche 2 o 3 anni fa effettivamente ci potevamo immaginare. Ed ecco perché quindi quello che mi sento di dire, di suggerirvi ragazzi in maniera particolare è proprio quello di essere in contatto continuo e diretto del mondo e della sua evoluzione. Ed ecco che mi riallaccio quindi a un altro tema molto importante, cioè quello che sono le caratteristiche, le competenze che io definirei umane, le soft skills o competenze trasversali, di cui sicuramente avrete già sentito parlare. Giusto per darvi un dato, delle competenze trasversali ne parla il programma Erasmus Plus dell'Unione Europea che ha fatto una ricerca nell'Unione Europea con 6 paesi in particolar modo coinvolti, tra questi paesi c'è anche l'Italia, ha richiesto quali siano tra i recruiters all'interno quindi delle varie aziende in questi paesi, quali siano le competenze più richieste da parte delle aziende. Considerate una cosa, le competenze trasversali sono competenze che attengono soprattutto alla personalità, quindi a quelle qualità, a quegli atteggiamenti individuali, quelle abilità sociali di comunicazione che ciascuno di noi ha e che deve sviluppare nel tempo e che vanno a compenetrarsi con quelle competenze tecniche di cui vi parlavo poco fa. E insomma, quello che è emerso è che il problem solving, la flessibilità, la capacità di lavorare in team, la capacità di avere empatia tra le persone sono quelle competenze, quindi queste competenze trasversali maggiormente richieste all'interno dell'azienda. Perché? Perché serve necessariamente avere dei collaboratori che abbiano un atteggiamento propositivo, orientato alle soluzioni, oppure un atteggiamento che sia capace di adattarsi a un contesto lavorativo in continuo cambiamento, in veloce cambiamento, appunto, accennavo poco fa. È anche necessariamente un orientamento che abbia capacità di rivolgersi a una comunicazione esterna in modo da mantenere un ambiente di lavoro il più possibile sano e privo di tensioni. Sottolineo che tra l'altro questi obiettivi sono anche raccomandati dal Consiglio dell'Unione Europea. Lo scorso maggio del 2018 parlava di competenze chiave proprio per una educazione permanente. Pertanto sono degli obiettivi da perseguire durante il periodo di studi, ma direi costantemente nel corso della propria vita personale, vita professionale, ok? Proprio per riuscire a garantire anche delle soddisfazioni, ovviamente, da un punto di vista professionale e di crescita personale nel corso del tempo. Aggiungerei un altro tema che mi sta veramente molto caro, che sta molto caro in realtà proprio a tutto l'ambito industriale, e cioè il fatto che nelle materie di tipo STEM, le abbiamo citate prima, di tipo quindi ingegneristico, tecnico, scientifico e quant'altro, la mancanza ancora troppo elevata delle figure femminili. Anche nelle nostre aziende è importante che si aumenti il numero, la percentuale di presenza di donne che siano specializzate in questi ambiti. Citando e quindi parlando ancora una volta, l'aveva accennato la dottoressa Palumbo nel suo saluto iniziale, il World Economic Forum
che il 30% dei lavoratori dei ricercatori, chiedo scusa, sono donne, ma purtroppo nell'ambito delle STEM le donne sono ampiamente sottostimate come presenza nelle materie STEM. Questo forse è molto probabilmente dovuto anche a un retaggio culturale che ancora abbiamo, no? Che ci vede probabilmente pensare che per una ragazza, per una donna, avvicinarsi all'ambito tecnico, ingegneristico, come chimico e quant'altro sia qualcosa di distante, invece magari una donna debba essere più propensa a quelle che sono le materie tipicamente umanistiche. Ebbene, non è così, anche perché proprio i dati lo confermano. Nel corso degli studi in realtà una donna è pari a un uomo in ambito sicuramente anche tecnico, e quello che può apportare all'interno anche proprio di un'azienda in termini di capacità, di thinking, quindi di visione differente anche di approccio dei problemi o piuttosto di approccio alle soluzioni, è molto importante. E solo per farvi capire, se veramente ci fosse un aumento percentuale dell'occupazione femminile anche nelle nostre aziende, parlando proprio nell'ambito Italia, il nostro PIL, il nostro prodotto interno lordo, aumenterebbe di almeno 7 punti percentuali, che fatevi due conti ragazzi un attimo veloci, visto che quest'anno stiamo parlando di un ribasso veramente grave dovuto a questa pandemia. Pensate cosa vorrebbe dire se voi, spero che siate in tante ragazze oggi a ascoltarci e seguire questi programmi che anche Job Orienta fornisce, pensate quale potrebbe essere veramente l'opportunità che vi viene posta e che avete davanti. Per poi chiudere un po' velocemente, vi dico semplicemente qual è, quindi cos'è che cerchiamo noi alla fine nelle aziende. Devo dire che abbiamo parlato di orientamento in università, orientamento verso gli ITS, eccetera. Vi confermo, vi posso dire che questa mattina aver ascoltato questi interventi mi ha confermato tutto e mi ha dato un grande sollievo nel dire: bene, siamo veramente tutti orientati in questa direzione, perché noi come aziende diciamo che nei prossimi anni ci serviranno soprattutto laureati in materie tecnico-scientifiche e diplomati e post diplomati in questi percorsi tecnico-professionali. In particolar modo vi do due idee. Tra i diplomati e i post diplomati che praticamente in questo momento ci risultano introvabili, abbiamo, non so, disegnatori tecnici, sviluppatori di software, tecnici dell'agroalimentare, tecnici dell'economia circolare, quindi formati in questo settore. E tra i laureati, per ora introvabili ancora, ingegneri meccanici, elettromeccanici, chimici, economisti applicati, anche addetti sanitari, ok? Quindi queste sono veramente le figure. Sono 5 per noi i settori chiave che abbiamo bene in mente, e sono il meccanico, l'alimentare, il tessile, l'ICT e il chimico. L'idea è che sono almeno 272.000 le figure di cui avremo bisogno da qui ai prossimi 5 anni. C'è spazio davvero per tutti quanti, l'importante è che si crei veramente un match e una sinergia, ecco, come ne parlava poco fa anche la dottoressa Conforto, che ci sia una sinergia tra quanto viene studiato nelle scuole, quindi l'orientamento che viene fatto in uscita anche dalle scuole, e quanto viene fatto e portato avanti nelle aziende, quindi il territorio. Deve veramente esistere questo. Io in realtà concluderei qua il mio intervento, anche per non appesantire troppo. Ci saranno tantissime cose che seguirete nel corso della giornata, quindi finirei qua. Propongo quindi tra breve, se avete dei dubbi scusatemi, chiedete pure, e Laura sicuramente, quindi la regia, ha a disposizione un indirizzo mail a livello proprio istituzionale di Confindustria Vicenza, che rappresento oggi, alla quale scrivere se ci fossero domande, approfondimenti necessari. Concluderei quindi inviando questo video che rappresenta un po', piccolo e anche molto breve comunque, il nostro mondo imprenditoriale, che è comunque sempre alla ricerca di novità, di innovazione, di crescita, di competenza, e nel quale veramente mi auguro abbiate voglia di far parte nel prossimo futuro, e vi auguro veramente di tutto cuore in bocca al lupo per tutto quanto. Grazie ancora per questa opportunità.
Grazie Laura. Allora, chiederei alla regia, visto che abbiamo il video e sono le 10:05, se la dottoressa Palumbo è ancora in linea potrebbe dare il saluto finale e poi chiudiamo la sessione con il video, se Lara è d'accordo. Grazie Lara del tuo intervento, direi grazie a tutti voi che siete intervenuti, perché direi, direttore, abbiamo cercato di fare dei focus, però a lei la parola per fare un breve cenno di Sì, conclusione. ecco, se io posso salutare in questo momento perché alle 10:15 ho un altro tavolo sull'istruzione degli adulti. Io voglio semplicemente ringraziare tutti. Diciamo, noi non ci siamo tutto sommato sentiti prima per coordinare i nostri interventi, ma mi sembra che sono stati davvero all'unisono. Ecco, spero che le nostre parole siano state utili. Sono parole, credo, autentiche, ecco, di verità che abbiamo dato a questi ragazzi e che possano veramente essere utili per le scelte non facili che devono compiere in questo momento. Sicuramente il mondo del lavoro è molto più fluido rispetto a qualche anno fa, e quindi questo è uno svantaggio per chi deve scegliere, ma ci sono molte più fonti di informazione. Chi vuole veramente documentarsi e sapere ha molte maggiori informazioni e modalità per farlo. Quindi queste informazioni vanno assolutamente utilizzate. Ecco, io vi saluto perché devo uscire, saluto tutti i relatori e ovviamente i partecipanti. Grazie. Grazie direttore, grazie anche per questo saluto e ovviamente buon lavoro nelle altre sale che sono comunque connesse. Noi prima di chiudere completamente e di mostrare il video volevo aggiungere una breve frase di Rita Levi Montalcini che dice: la scelta di un giovane dipende dalla sua inclinazione ma anche dalla fortuna di incontrare un grande maestro, no? Mi sembra che ho preso Rita Levi Montalcini, una donna, perché è proprio un tema, no? Per valorizzare questo pensiero, cioè occorre questo maestro che poi siamo tutti questi servizi che sono tanti a servizio proprio dell'andare a incrociare le vostre inclinazioni, i vostri interessi. Ecco, aggiungerei come ultima cosa che anche il campo, come diceva il direttore prima, dell'educational, oltre alle STEM, è un altro campo, ragazzi e ragazze, di futuro professionale, cioè quindi tutta l'area dei servizi ma anche dell'insegnamento, guardate, è un'area dove ci sarà da lavorare molto, quindi chi di voi può essere anche interessato a discipline non tecniche ma di carattere educational, sappiate che se vi laureate in quei settori lì trovate lavoro immediatamente, ecco, giusto per essere concreti e non per tirare l'acqua al nostro mulino, ma al mulino delle inclinazioni. Bene, direttore, grazie e chiederei allora alla regia di mettere in onda il video e ringrazio ovviamente Erika Fasan, Mario Pozza e Lisa Conforto, Lara Bisin. Grazie a voi. Grazie. Benissimo, grazie. Abbiamo visto che non c'erano le mascherine, probabilmente il video era stato
pensato prima della pandemia ed è un incoraggiamento a uscire da questa situazione che noi abbiamo, ovvero di diciamo protezione di ognuno di noi. Grazie Lara, ricordo a tutti quelli che sono ancora collegati che ci sono appunto le mail che ogni relatore e relatrice ci lascia per eventuali domande, approfondimenti, e noi sul sito dell'USR vi metteremo i link per il rapporto che ha presentato, illustrato in apertura il direttore Carmela Palumbo. Grazie a tutti voi veramente per questa partecipazione e ci auguriamo che seppur a pillole abbiamo potuto contribuire a orientare dopo il diploma studenti e studentesse. Ok? Quindi grazie alla regia. Se volete dare un cenno di saluto a tutti. Come Grazie a tutti. Grazie a tutti e buona giornata. Buon job.